Ingegner Fantini, questo è un concorso di idee originale, se non altro, e comunque nuovo. Quali le caratteristiche e quali sono le finalità? Le caratteristiche sono essenzialmente la multidisciplinarità. Chi partecipa al bando deve avere una conoscenza che va al di là delle semplici conoscenze tecniche, ma deve avere conoscenze di natura economica, finanziaria e anche di come sono strutturati i finanziamenti europei o nazionali che riguardano, nel caso specifico del bando, l'ambiente e l'energia, la viabilità, il commercio, il sociale e anche la parte agricola, perché c'è una parte del bando che dà particolare interesse a questo sfruttamento dei cosiddetti agricoltura a chilometri zero. Il bando è strutturato affinché non ci sia una sola figura del classico professionista, ma affinché ci siano più figure che di ogni singolo aspetto sono dei professionisti. In questo senso la collaborazione delle amministrazioni è stata positiva. È stata estremamente positiva, l'Unione ha collaborato tantissimo con le singole amministrazioni, con i singoli uffici tecnici, sotto l'egidia ovviamente della Regione, che ci ha dato anche gli strumenti nel corso dell'ultimo anno, essenzialmente 2015-2016, che per poter strutturare il bando al meglio, per poter avere dal bando delle risposte anche pianificatorie specifiche che a noi interessavano.